Personaggio, un amico eclettico, quindi lo conoscevate, lui spaziava dalla ceramica, la fotografia, il video, ma anche la passione per la musica che ha trasmesso a tanti amici, e noi lo ricorderemo attraverso appunto un gruppo che abbiamo costituito qualche mese fa, formato appunto da tanti amici. Ci sono degli artisti, ma ci sono anche delle persone che hanno voluto ricordare Antonio attraverso dei racconti, dei messaggi, dei pensieri. Abbiamo raccolto un po' tutto questo materiale e lo condividiamo oggi con tutti voi. Attraverso la poesia di un altro artista tramartese, lo scrittore Antonio Giuseppe, che da anni vive e lavora a Milano, però non ha mai dimenticato il suo paese natio, e infatti è venuto qui a trascorrere le ferie ad una Stramazia. Ne abbiamo approfittato ci leggerà una sua poesia che è dedicata ad Antonio proprio nei giorni della scomparsa di Antonio. Buonasera a tutti. A Toniscano. Hoy con la mazza in lutto, Toniscano è partito. Do grande da futuro, adioso, filho mio. Se está o buono e pleno de talento, possa vita del dono, in sa bisogno sempre attento, in ogni ricorrenza fusti sempre promulori, ponendi in soccorrenza e formas de sonori. D'ogni cosa in vita nostra, poi dasa novizzara, in primo piano lui da posta e poi dasa immortalata. Sa vita intera d'otto, te riconoscenti, o vinta dopo molto, ti volta danzamenti. Sa mulleghi, illus, do grande da dolenza, isparenti sto tranquillos, distona pazienza. Antoni Gedda dioso, devoro di saluto, cui vostra steni gozo in questo mondo mudo. Addio per sempre amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni. È un anno indimenticabile, il 1960, nascono tanti personaggi importanti che rimarranno per sempre nella storia. In Argentina nasce Diego Armando Maradona, il famoso calciatore, in Brasile il pilota di Formula 1 Ayrton Senna, in Spagna nasce l'attore Antonio Banderas, a Catania nasce lo showman Rosario Fiorello, a Correggio il cantautore Luciano Ligabue, invece a Cagliari purtroppo nasce Ugo Capellacci. Vedi che sta sfiga, e non chiedetemi neanche che cosa ha fatto, perché non riusciremo nemmeno a questo. Cappellacci. Qui alla nostra Mazza invece nasce un bambino estroso, un po' geniale ma anche un po' pazzerello, perché come disse Aristotele non esiste grande genio senza una dose di follia. È nato Antonio.
È un caldissimo martedì, il 12 luglio del 1960. In Sulliman, in una fresca e accogliente casa della via Cesare Battisti, nel tardo pomeriggio nasce Antonio, un bel bimbo di quasi 5 kg, dalla stremata ma felice Maria e dall'emozionato ma orgoglioso Salvatore. Qualche anno più tardi la famiglia si allargherà con la nascita dei fratellini Serenella e Carlo. Il piccolo Antonio frequenta con profitto le scuole elementari e le medie. Non studia tantissimo, a lui basta stare attento alle lezioni. Apprende ogni cosa con estrema facilità e riceve continuamente premi ed elogi per la sua bravura nel disegno. Accudisce con affetto i suoi fratellini nei momenti di assenza dei suoi genitori, coinvolgendoli con originali disegni e fantastici racconti. Antonio non è un bambino come tanti altri, a lui non piacciono i giochi che usano fare i bambini della sua età. Lui non ha passione per il calcio, per le biglie. Gioca. Sento che la mia stagione è qui, fa freddo ma c'è il fuoco accanto a te, di fuori no, un suono non c'è più, le stagioni stanno dormendo intorno a noi. Ci parlerà adesso Giantonio di questa sua passione per la musica. Edoardo Bennato. Antonio stravedeva per Bennato, per lui era un mito, questo Gianfredo Bennato, lo vedeva dappertutto, in tutti i discorsi lui ce lo rifilava. E sono sicuro che in alcune scelte fondamentali della sua vita lui abbia messo in pratica il credo e la filosofia bennatiana. Forse non tutti lo sanno, ma Dono Stramazza ebbe una sua radio libera. Radio Dono Stramazza nacque proprio per la genialità di Antonio. Mandano i saluti ad Antonio artisti come Alberto Sanna, Elena Ledda, Franca Masu, Paolo Fresu, Rossella Fa. C'è anche un messaggio di un artista, un pittore che ha realizzato un murale qui del comune. Mi ha mandato questo messaggio molto molto toccante. Ho lamentato tanto il viaggio del mio amico il bottigliaro. L'ho conosciuto solo per pochi giorni, ma ho ricevuto tanto da lui. In 15 giorni mi ha parlato a lungo e con amore della vostra cultura sarda, delle vostre tradizioni. Ha realizzato un video del mio lavoro al murale del comune, giorno dopo giorno. La macchina fotografica in mano gli fa. Lui parlava solo parlava solo spagnolo. Non so come abbiano fatto a comunicare, gli fa: devi fare il ponte! E quello lo capisce subito, gli fa: il ponte, sì! Però in quel momento il murale era quasi finito, quindi era difficile disegnare un ponte in un'opera completata e Israel non aveva quasi idea di dove si potesse fare. E Antonio gli ha suggerito una cosa geniale, cioè gli ha fatto disegnare il ponte romano, e voi se lo notate lo potete vedere, ma è un po' nascosto, nella corona sopra la testa dei Sucomponidori, e sembra quasi proprio la corona dei Sucomponidori. Quella era un'idea sua, che Israel raccolse molto volentieri, e poi la chiesa di San Michele sulla destra. E questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, perché sono riusciti a comunicare in men che non si dica, senza problemi, nonostante parlassero due lingue completamente diverse, e ho riflettuto molto su questo. Mi è piaciuto raccontarvelo perché Antonio davvero sa come lasciare il segno. E poi una cosa che mi fa veramente riflettere ogni volta che io entro in municipio è sapere che lo stemma del gonfalone, del gagliardetto del comune di Gonostramazza, quello dove voi vedete il ponte con l'acqua che passa sotto, è un'idea ed è opera proprio di Antonio. Quindi passeranno le stagioni, passeranno gli amici, passeranno le persone, le epoche e la storia, ma Gonostramazza avrà sempre dentro il suo simbolo più importante il ricordo di Antonio Scano. Grazie a lui. Ti ho trovato lungo il fiume che suonavi una foglia di fiume che cantava parole leggere. Caro Antonio, il tuo amore per la musica non aveva confini, né di tempo, né di stile, né di provenienza. Quando ci siamo incontrati per la prima volta al nostro concerto di Gonostramazza, sei stato estremamente cordiale e gentile, ma soprattutto, parlando di musica, molto competente. E mi hai spiazzato quando mi dicesti:
io sono in possesso del vostro primo disco. Il nostro primo disco, inciso 10 anni prima per chi non lo sapesse, era estremamente difficile da reperire e solo per un pubblico attento e preparato, visto che non era distribuito su grande scala. Vederti ai nostri concerti era sempre motivo di gioia e spesso ti ricordiamo con la tua macchina fotografica in mano, sempre pronto a realizzare fantastici scatti. Più di una volta mi sono sorpreso a cercarti sotto il palco, tra il pubblico, ma mi sbagliavo. Avrei dovuto alzare il mio sguardo oltre le nuvole, perché di sicuro tu stai in alto, tra i giusti. Io Bennato no, niente contro Bennato, ma preferisco Eugenio. Eugenio è la sua Atalanta Power. L'Atalanta è Talantolati, i Talantolati è San Paolo. Idea, mi brillano gli occhi. Tu catturi con la tua macchina fotografica e io guardo la chiesa e guardo intorno e immagino la notte dell'Atalanta qui a Nostramazza. Ho già in mente l'evento e te lo dico, ti dico, pensa che figata, dai organizziamo, si fa un evento tra più comuni, ti dico, ho già in mente le location e una di queste è Santuvari, vedrai, prima o poi si fa. Antonio e la musica, Antonio, Ilenia e la musica, la curiosità, lo scambio, la ricerca, le novità, quasi una gara a chi trova e fa conoscere chi all'altro. Oh Antonio, Antonio, indovina, Rossella fa, ora a te che brillano gli occhi. Antonio, oh, indovina, il nuovo di Fausto, organizziamo anche lui, Zemmacca. Antonio, sei il primo a saperlo, non dirlo ancora, Aria. Ariausi, Ziaisi. Oh, è davvero Antonio, ti ho visto felice il giorno, una gioia e una rivoluzione. Mi hai abbracciato ed eri felice. Grazie, bellissimo racconto. Allora, vi riprendiamo con la musica. C'è qui una band che si è costituita proprio in occasione di questo evento, la Tony's Band, con Luca alle tastiere, Danilo alle percussioni, Franco e Ulisse alla chitarra, Ivo alla voce. Allora, Carossene, il bassista, sempre a me, fregate sempre a me. Cosa possiamo dire di voi? Che siete, possiamo dire di dove sono? Ma siamo di Nostramazza, quindi un applauso di incoraggiamento solo per questo. Vediamo il batterista, va? Signor batterista, a quale genere possiamo appigliarci per normalissimo rock? Del buon, sano e vecchio rock riproposto da Nostramazza da una band di Nostramazza. Sono già le 7, nell'aria c'è un suono, è Magda forse che studia al piano, lì non mi chiama giù dal cortile e la sua voce certo non mi posso sbagliare. Gente che passa, che suono che fa, non è un paese, non è una città, ma era dolce per me. Quella strada mi chiara, la più chiara che c'è, i campi flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa, vecchio pianino suona per me, quella canzone, campi flegrei. Mi disse che, per esempio, andare in un ufficio postale e spedire una telecamera ad uno sconosciuto era sognare di incontrare altri sognatori e conoscere così il loro mondo. Camminare per strada, fermarsi a osservare una ragnatela bagnata dalla rugiada e sognare di catturare quell'istante, che era tutto lì, ora e adesso. Con uno scatto, mi disse, puoi registrare l'attimo e narrare quindi una storia, puoi sorprendere, divertire ed educare. Lo scatto fotografico può cogliere e comunicare emozioni, documentare qualsiasi dettaglio con rapidità e precisione. Le fotografie possono raggiungere l'eternità attraverso il momento.
Mi disse inoltre che se passava un solo giorno in cui non avesse fatto uno scatto, mi disse, è come se io avessi trascurato qualcosa di essenziale, è come se mi fossi dimenticato di svegliarmi. La fotografia può fermare uno scatto con i tuoi occhi. Ecco cosa mi disse. L'uomo vestito di nero che masticava ciungome e a cui piaceva ascoltare un cantante che ci ricorda che ogni favola è un gioco e che si fa con il tempo. Ed è vera soltanto a metà, la puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola, non è realtà. Grazie Gina. Volevo fare un pezzettino in teatro, abbiamo fatto circa 35 anni di teatro amatoriale qui con Samazza e quindi volevo ricordarlo così un pezzettino. Antonio ha usato molto la fantasia, vi chiedo oggi di usarla a voi appena appena, la fantasia per vedere qui con me Antonio. Sono 5 minuti, forse neanche, di una storiellina che mi raccontò mio papà e noi mettemmo in scena. Prologo. Questo giovanotto ha fatto una scommessa con gli amici che sarebbe riuscito a farsi invitare a pranzo dal signorotto più ricco nonché più avaro del paese. Ha fatto questa scommessa e lui si è recato a casa del signorotto a mezzogiorno in punto all'ora di pranzo e fa più o meno così. Ermesso? Buongiorno, siamo ben piacere Fusazza, siamo subito da Giovanni Camuazzo, là, del Ciantonico Capo. Schisa Caolina. Non c'è Don Ciccito? Ah, il prendente? E che mi ha domandato una cosa. No, ma non posso tornare. Non le dite che fa su che mi ricci fa vago, cioè, date io parlo vago. E no? È il prendente che deve prendere. Ma te cazzo, che stiamo da 1 minuto e mezzo e mi ci torno andare. Lei le dice che faccio su no, che non mi tocca tornare un altro giorno, che non ti fa sogno non fai più. Ah no, che no, faccio su insista di tu poco perché ti devo domandare questa cosa troppo urgente e io sono uscito come te, io sono uscito tutte cose che non ti domanda io non ti posso uscire, faccio su Ah no, entrai. Non troppo, vero? No. No. Ma la gente pensa pure dello stile, ciao. Ciao. Sto facendo un po' lo scemo. Bello fraga, pensa voi,
Don Cicito, buongiorno, ma questo è prendente? Potrei essere più prima, no? Porca miseria, mo mi sono venuto a strobare. Non sta prendendo che ti devo non uscire a metà nostra servitore, sì perché non dà poco un premio. Vedo una capezza pure da stile. Siamo venuti a domandare una cosa, questo sono studiato da vita e poi sono buono che c'è in vita, è generoso, è tutto vero. Devo venire a domandare questa cosa, mi è capitato questa cosa e non ci devo anche domandare, devo tenere pazienza, ma mo no. Sì, tu no. Io voglio sì, ma quanto sia da po' di balli una pedra di oro? Sì? Ah, mi dai cos'è? Mi sento? No, Grazie. No, commenti? A papà è con costei? No, se quando mai mi mangio papà per pure costei, no. Te pazienza, non mi levate per un lavoro, ma non so ma io col gusto, devo avere pazienza. Questa cosa, non mi va mai, questa cosa, devo, non si usa abituato, di papà, un pezzo di cosa, no, queste, ma poi dentro va, sono metadi? Ma sono metadi, e queste? Vostè non tem tanti appetiti. Andate a varare da casa e vuole questa cosa papà. A me vuole mandare d'appetito per di dopo. E poi detto va, guardate. Grazie. Oh, bello, questa pezza fondente è proprio bella. Guardate più qua, adesso c'è del mio, grazie. Ma tronquetto pure. Ma sai se mi dava il dottore, a noi poi dato. E non ci credevi. Bella salsata pezza pure. Oggi come ti se ne andiamo a capo non ti va un mai bella dice. Capo non ti va un mai come sì. Tornando al suo conto. Su conto del sapete da solo. Dunque, questa pedra di mega denari, una bella pedra di oro, e poi lucente, come ti prende la mangiare, come ti diverso sopra, non fai manca inzuppala, da come ti luce questa cosa. Manna, guardate, non ho, senza voler esagerare, ma castidi, più o meno dunque, 10, adesso atta una cosa 10, quanto pesa? È per andare a passare, devo comprare, mica c'è una io faccio una cosa 10, è grave, è una cosa che, ora ammazzi una cosa, manna 10, quanto si parli? Un miliardo, una pedra di oro, ma che ci si parla di 1 miliardo? Poi ma via, non c'è cito, datemi il segreto prima. Mamma mia, 1 miliardo, non c'è cito, una pedra di oro, ma che ci parla di 1 miliardo? Non c'è cito. Dite che vedo una iausa. Grazie. Era solo per ricordare Antonio. Diversamente triste, ottimo pezzo teatrale. Facciamo un altro salto adesso dal teatro alla ceramica, ma soprattutto alla famosa bottiglia a chiappasogni. La mañana va a
Allora, io ringrazierei, non c'è bisogno di ringraziare gli amici di Scanuzzo Friends, Marina Day, la Tony's Band, ringrazierei Stefano anche per le canzoni, per la musica, ma soprattutto l'amministrazione comunale di Conostra-Ammazza e di Villanova Forum, che hanno permesso appunto lo svolgersi di questa manifestazione, di questo evento, che ci auguriamo di ripetere anche negli anni futuri. Poi i collaboratori del museo, perché do posto il museo sotto sopra, ci hanno sopportato, poi gli amici Arnaldo e Mauro per l'intervento che hanno fatto al museo, e poi soprattutto Linda, i ragazzi, Serenella e Carlo, che hanno creduto in noi e in questa serata, e poi logicamente a voi tutti che ci avete sopportato, siete numerosi, ci avete sopportato per quasi 2 ore, quindi siete abbastanza eroici. Grazie. E ora vediamo ad Antonio con un pochino di vernaccia fresca di Tramazza. Altro annus, un saluti. Sì. Oh, facciamo un applauso al presentatore che è stato bravissimo perché... Grazie, altro annus, un saluti e Deus Bollara. Logografico. Grazie a tutti. Un tuo compaesano puoi conoscerlo solo di vista, attraverso un saluto, ma anche per sentito dire, come quello che si fa chiamare semplicemente Tony, quello che fa un lavoro strano, artistico, diverso dagli altri, come quello che ha una vasta collezione di dischi da fare invidia a qualsiasi critico musicale, quello che ha fatto pure il DJ in una discoteca in paese, come quello che con pennelli, colori a tempera, tavolozze e tele va a dipingere un quadro dal vero di un vecchio rudere di chiesa campestre, poco fuori dal paese, come quello che va sempre in giro con una macchina fotografica a tracolla e da lì capisci che ha pure l'hobby per la foto, e ancora come quello che a teatro fa la parte della spalla e lascia quella del comico a un altro, quello che nel 1986 insegna a leggere un copione e a recitare in dialetto, un po' come cantare in inglese, cosa che non ho mai imparato. Quello che nel 91 ti offre un lavoro, già un lavoro, e non uno qualsiasi, ma un mestiere diverso, figo, intrigante, artistico, interessante, creativo. Quello che ti dice per diventare ceramista non bastano solo 5 anni di teoria attraverso gli studi della scuola che hai appena abbandonato, ne servono almeno 10 di pratica dentro questo laboratorio. Quello che ogni mattina durante il viaggio per recarsi al lavoro faceva passare sul lettore CD del furgone un disco diverso, senza limiti di generi, rock, punk, metal, jazz, blues, fusion, pop, folk, new age, classica, reggae, etnica, italiana e straniera. Il tragitto sempre lo stesso, ma la colonna sonora rendevano il viaggio meno stressante e noioso. Quello che al lavoro ti seguiva passo per passo nei passaggi della produzione e come sottofondo ancora musica e musica. Non poteva mancare, diceva aiuta lo spirito e a liberare la fantasia. Quello che ogni giorno durante la pausa pranzo ti mostrava le sue opere e foto, disegni a china in bianco e nero, quadri ad acquerelli e ancora chine colorate. Diceva tutte hanno un senso, uno scopo, un significato, un segno, una dedica, una frase scritta, un pensiero e uno sfogo. Quello che come un fratello maggiore ti porta con lui a vedere i concerti e ad apprezzarne tutto l'insieme, non solo lo spettacolo in sé, ma anche il viaggio, l'attesa ai cancelli, gli spintoni, la folla, fino ad arrivare in prima fila, prima del concerto. Uno teneva la videocamera, l'altro la macchina fotografica. Oltre al divertimento, diceva, bisogna anche documentare. Era quello che ha arricchito la tua cultura musicale, non solo materialmente, con dischi, vinile, CD, libri, cassette, nastri e VHS, ma anche spiritualmente. Diceva, se insegui il sogno della rock star, sappi che non è solo droga, sesso e rock and roll, ma impegno e serietà. Un compito non facile per chi ascolterà. Quello che la musica può essere pittura e viceversa, e le canzoni non sono solo poesia, ma anche racconti, slogan, metafore, pareri e verità che mettano d'accordo qualcuno. Era quello che
canzoni, musica, pittura, poesia, foto, libri, film, arte, viaggi, teatro e cinema hanno un forte legame che non si può spezzare. Quello che io un po' sfotevo dicendo, ma allora sei un artista, e lui, credo che al mondo ognuno di noi, a modo suo, sia un piccolo artigiano. Solo dopo la morte e passando a miglior vita diventerà artista. Grazie. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero, situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se le prendi di santa ragione insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Se ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno, non tornare su tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Particolare a tutto lo staff, agli organizzatori, vi presento la Tony's Band, alle chitarre elettriche in acustico Frank Francuzzo, alle percussioni, suoni e rumori il solito maiale, alla chitarra acustica Uli, alle tastiere Luca, detto anche Burgis. Il 12 luglio Tony avrebbe compiuto 52 anni e noi comunque gli facciamo gli auguri. Ciao a tutti ragazzi, mi sono ricordato che stasera questo evento
avete organizzato per ricordare Antonio. Vi mando un abbraccio grande a tutti, soprattutto alla moglie di Antonio e ai ragazzi, spero di vedervi presto. Antonio è rimasto nei cuori di tutti noi e quindi per me è un piacere ricordarlo. Sono qui che sto registrando dei pezzi per il disco nuovo di Edoardo, quindi la mente per un attimo è andata ad Antonio, come capita spesso, al suo modo di essere artista, la sua passione per la musica di Edoardo e alla musica in generale. Quindi vi mando un grande abbraccio, spero di vedervi tutti presto. Torniamo in Sardegna il 16 di agosto a Dorgali credo. No. Vabbè, a prestissimo. Ciao ragazzi, un bacio, un abbraccio a tutti voi.